control, control, E que faz? Pois fago de controlador. Alguns din que se lles distingue pola camiseta. Son eses que algúns pensamos que están ali vixiando a ver se faz algo mal, pero non. É a xente que antes de que se fagan as actividades van probar a ver se todo está en orden ou deixan ben colocadas todas as cousas. É a xente que cando tes algunha dúbida, como por exemplo, lle pasa algo raro a esa monitora ou a ese monitor? Os controladores son quenes che van facer o favor de explicarche por onde se va ao cuarto de baño ou cal é a actividade máis divertida desa noite. A fin de contas, é a xente encargada de que todo saia ben e de que o pases moi ben.
arrivai qui, sono arrivata qua a febbraio e direttamente come la seconda settimana mi hanno mandato a vedere l'attività. La prima sera è stata quella della cucina, mi hanno messo la maglietta rossa di Mentes Abertas e io ero là come per dire vabbè che cos'è questa cosa. Mi hanno presentato i monitor di Noites e subito è stata la mia emozione è stata oh, una buona attività, insegnano ai ragazzi che non sanno cosa fare, per esempio un venerdì o un sabato sera cosa possiamo fare? Vanno a cucinare, vanno a imparare a fare una semplice pasta, però anziché vedersi in piazza, stare sotto la pioggia e non sapere cosa fare, vado a imparare a cucinare. Va bene, questa è stata la mia prima impressione e dopo è stata, vabbè, ok, io sono qui, cosa devo fare per questo? Mi hanno detto sì, devi aiutare a controllare il posto, a prevenirlo, contare i partecipanti, vedere la realtà giusta, aiutare diciamo a coordinare l'attività. Ho detto va bene, incominciamo e vediamo come funziona. Dopodiché ho pensato, perché non possiamo fare questa cosa nel mio paese? È un'idea talmente buona che potrebbe aiutare i giovani che non so cosa fare. Dico che si potrebbe fare a Gramazza, cioè il nostro paese, no? Allora ho cominciato a prendere informazioni, a interessarmi veramente a questa attività. Ho visto tutte le miriadi di attività che ci sono in Mentes Abertas, ho detto dall'addestramento canino, dall'osservazione astronomica, ballo, cucina, scacchi, di tutto, ho detto qua veramente un'attività del genere nel nostro paese sarebbe il migliore del mondo, per non parlare appunto dei giochi tradizionali che sono veramente interessanti, per il quale ho avuto veramente una buona attitudine. Perciò cosa ne pensi? Che ne pensi di questa attività a Gramazza? Sì. Io adesso una bella cosa, poi spezzo che tu sei Gramazza, poi sono manco su a parlare tutto si impari, imparare cosa snosa, poi ti socializzai pizzochetto su de varietadi, pizzochetto viticusu, de Sasiliu, pizzochetto su de scola mediasa, pizzochetto su Brumannusu. Niente, sì. E se vuoi organizzare questa cosa, si può organizzare pure una specie di gemellaggio di Noites Abertas in Gramazza. Imparai cosa nuova di giochi tradizionali di sardu, su giochi tradizionali di gallegos. È una bella cosa.